Queste erano le fortificazioni medievali di Rovigo. Scopriamo assieme quello che è rimasto. Le mura, le torri e le porte sono un emblema della dominazione estensa di Rovigo che è durata per tutto il Medioevo. La loro datazione è incerta, ma sicuramente appartengono all'XI secolo. Secondo Andrea Nicolio sono state iniziate tra il 1139 e il 1160 e completate nel 300. Col passare dei secoli le mura perdono il loro valore difensivo, fino a diventare un supporto per la costruzione di case. Oggi ne sono visibili solo pochissimi tratti. Rovigo aveva 6 porte, 3 erano già presenti alla fine del 300, Porta San Giovanni, San Bortolo e Arquà, mentre le altre 3, Porta San Francesco, Sant'Agostino e Portello, sarebbero state realizzate nel 400. Oggi ne rimangono soltanto 2. Porta San Bortolo, ristrutturata tra il 1482 e l'86 con Rovigo sotto i veneziani. Nel 1639 viene posizionato un orologio, con i quadranti visibili dai 2 lati. Sulla porta erano presenti varie lapidi, tra cui una del 1643 dedicata ad Alvise Tiepolo, podesta di Rovigo. Molte di queste vengono rimosse o vandalizzate dalle truppe francesi dopo la caduta della Repubblica di Venezia nel 1797. Nel 1821 ha rischiato di essere demolita, ma alla fine viene risparmiata e restaurata. Porta Sant'Agostino prende il nome dalla vicina chiesa. L'aspetto attuale risale all'anno 1713, quando il provveditore Giacomo Gradenigo decide di rifabbricarla. Per quanto riguarda le torri, non è facile capire quante fossero. Escludendo le 2 torri del castello, su cui farò un video più avanti, l'unica che ci rimane è la torre Pighin, eretta nel 1138 dal vescovo Florio Cattaneo, costruita sporgente verso l'interno per essere più facilmente difesa. Nel 700 è stata costruita al suo interno un'abitazione, che le conferisce l'aspetto attuale.